Di nuovo assieme ad ore 7 con due ospiti parliamo dei friulani nel mondo, grazie alla presenza di Anna Pia De Luca, vicepresidente vicario dell'Ente Friuli nel Mondo, e Cristian Canciani, che è segretario dell'Ente Friuli nel Mondo. Buongiorno. Buongiorno. E benvenuti ad ore 7. Grazie. Sono tantissimi friulani all'estero che rimangono ancora legati alla loro terra. Io poi rimango affascinata quando molti friulani chiamano qui a Telefriuli perché ci guardano in streaming dall'Argentina o proprio da fuori, da tutti i posti del mondo, ma soprattutto l'Argentina. Mi è capitato spesso, anche d'estate, ci sono arrivate delle foto, proprio delle trasmissioni che seguono, proprio per rimanere legati alla loro terra. E grazie anche alla tutte le vostre iniziative, i friulani rimangono legati alla nostra regione. Partirei da una festa in particolare, ne parlerei con Cristian Canciani perché abbiamo anche le immagini della festa del focolare friulano di Colonia Caroja, giusto? Certo. Caroja? Caroja. Ecco, alcune immagini sono queste ed è stata una bella festa perché poi è una festa storica questa, è molto sentita. Certo, nell'immagine vedete la sede del nostro centro friulano, il quale a settembre festeggerà i 50 anni di attività. Noi siamo reduci dalla missione in Argentina perché nel mese di marzo si celebra la festa nazionale dell'uva. È il momento centrale della nostra attività in Argentina. Il nostro ente collabora all'organizzazione di questo importante evento che riunisce tutta la comunità friulana d'Argentina ed Uruguay in occasione della festa. Quest'anno abbiamo contato 3.200 partecipanti. Abbiamo riunito anche una quindicina di focolars da Argentina e Uruguay e quindi la festa si è ribadita in tutta la sua importanza e in tutto il suo successo. Specialità culinarie del Friuli e non solo, però mi pare di capire che è davvero una bella festa. Certo, oltre al tipico asado che vedete nelle immagini, no? Il piatto tipico argentino a base di carne argentina, naturalmente non potevamo non unire il fricco, la polenta e poi soprattutto le specialità enologiche con i vini tipici argentini che si stanno facendo rispettare negli ultimi tempi. Anna Pia, una grande emozione perché tanti friulani festeggiavano e ballavano in occasione di questa festa. È stata una vera emozione anche per me, in quanto avendo vissuto all'estero anch'io e avendo vissuto le famiglie friulane Spalmont, io particolarmente in Canada, questa dell'Argentina è stata calorosissima, è stata veramente una famiglia che, come dicevo, quando mi chiedevano che qui c'è il nonno, i figli, i nipotini che partecipano tutti a questa festa, ma quello che impressiona è che vengono cercati, non so quante persone sono venute a dire: oh, ma tu che sei del Friuli, raccontami come sono le cose. Magari questa terza generazione non ha mai visto il Friuli, tante addirittura non parlavano il friulano, ma però volevano sapere. La cosa infatti che mi sorprende sempre, noi facciamo una trasmissione nel campanile della domenica legata ai vari comuni, è successo che alcuni friulani all'estero hanno chiamato, in particolare in trasmissioni dedicate a Venzone e Gemona, per vedere un po' come sono cambiate queste terre dopo il terremoto in particolare, e alcuni appunto hanno chiamato ed erano felici di rivedere la rinascita della loro terra di provenienza, per esempio. Quindi è davvero bello che i friulani poi si mettano anche in contatto dall'estero per rivivere un po' appunto le loro origini, le loro radici. Questa è stata una bella occasione, voi siete stati, questa della festa, dove appunto vediamo anche questi ragazzi che festeggiano, anche perché siete stati ben accolti dal sindaco, vero Anna? Sì, sì, cioè è stata una cosa bellissima, il sindaco di Colonia Caroja ci ha onorati con un certificato dove noi siamo stati ospiti d'onore per questa giornata ed è stata emozionante, ma tanta gente poi è venuta a vedere, si sono avvicinati a noi, hanno chiesto i nostri pareri, però questo dei ragazzi che vogliono conoscere la terra, che vogliono conoscere il Friuli. Questo penso sia stata una cosa molto molto importante. Noi abbiamo come proprio
all'interno del nostro programma abbiamo 4 o 5 progetti proprio per i ragazzi, per i giovani argentini, per i giovani del Sud America in modo particolare, perché questi ragazzi non hanno sempre la possibilità di arrivare in Italia. L'Università di Udine, per esempio, organizza assieme all'Ente Friuli del Mondo questo bellissimo programma che si chiama Valori identitari ed imprenditorialità. Ci sono sempre 12 ragazzi che vengono sponsorizzati proprio dall'Ente Friuli del Mondo e questi ragazzi imparano tutto quello che è di tradizione, di cultura, anche un po' di lingua, non tanto, però intanto imparano anche l'italiano, di lingua, e imparano i valori, fanno uno stage in varie ditte del Friuli Venezia Giulia e così rientrano a casa con una visione molto più completa di cos'è il Friuli. Abbiamo visto adesso la locandina legata al Friuli Summer Camp che ci può illustrare appunto la signora De Luca. Sì, ecco, questo Summer Camp è una cosa che ho voluto in quanto la mia esperienza da ragazza era che quando ero piccola, che sono venuta per la prima volta in Italia, dal Canada, mi sono talmente innamorata della terra che io continuo a insistere che se non vieni da piccolo, non tocchi la terra con le mani, non parli la lingua, non senti i suoni, non senti i profumi, cioè non puoi amare tanto il paese. Cioè quello che dicono i nonni e i genitori è un discorso, però vederlo in persona è importante. Pertanto noi abbiamo organizzato questo Friuli Summer Camp che è rivolto, come si legge, da ragazzi dai 11 ai 16 anni che vengono dai vari fogolar, dal mondo. 15, quest'anno siamo riusciti ad avere 15. Sono 2 settimane di sport, di cultura, di giochi friulani, di visite ai vari posti importanti del Friuli Venezia Giulia, ma in modo particolare Friuli tipo Cividale, Aquileia, e allo stesso tempo alternato con dei sport, col calcio, con il basket, ma anche con il schermo, perché il Friuli è una zona di vincitori di schermo. Di talenti, di talenti. Allora, questi talenti sportivi, sì, i ragazzi devono conoscerli per forza, perché questo che è importante secondo me. Però questo durante la settimana, che lo faranno assieme a noi, Albertoni, l'arcivescovile di Udine, che ci ha dato le strutture e ci aiuta in questo progetto, questo percorso. Però la cosa forse fondamentale che ha piaciuto molto alle famiglie all'estero è che i ragazzi durante la fine settimana e durante la sera vivranno con ragazzi friulani, con famiglie friulane. E appunto quello che stiamo facendo adesso, abbiamo già i ragazzi, abbiamo già le strutture pronte, adesso abbiamo anche già 5 famiglie che hanno dimostrato interesse. Sarebbe molto bello se ci sono altre famiglie friulane che hanno ragazzi dai 11 ai 16 anni che vogliono partecipare anche loro a questo Summer Camp. Ecco, lo fanno gratis se ospitano uno dei ragazzi che viene dall'estero. Al 28 aprile scade il termine per iscriversi, quindi sì, devono comunque affrettarsi. Io penso che le famiglie che possono essere interessate si mettono in contatto con l'Ente Friuli del Mondo e tutti i moduli verranno mandati tramite posta elettronica e potranno poi partecipare. Io ritornerei nel clima festoso dell'Argentina, vediamo questa clip e poi con Christian ricorderemo altre iniziative legate all'Ente Friuli del Mondo. E continua senza un perché la mia vita, il sorriso sulle mie labbra non c'è più, ed il tempo di segue ai solci
viaggio, facendo strade, in gita al mare. Per te ho scritto una poesia, parole dolci e malinconia. Ho scritto ti amo, tu sei l'amore che non si può scordare mai. Nei miei pensieri la fantasia ci fa soffrire di nostalgia, come vorrei che tu fossi mia, sempre con me. Nei miei pensieri la fantasia ci fa soffrire di nostalgia, come vorrei che tu fossi mia, sempre con me. E dobbiamo ringraziare una televisione locale che ci ha fornito queste immagini, ricordando che questa è una festa nazionale, Christian. È una festa nazionale, i friulani sono stati bravi nel proporla e nell'organizzarla, tanto che appunto rientra in un calendario di iniziative riconosciute dalla nazione argentina. Confermo. Ricordiamo altri eventi su Pierpaolo Pasolini, organizzato dal Focolare Furlan di Marbella, organizzerà nel mese di aprile in Spagna. Sì, dal 5 al 26 di aprile il nostro Focolare di Marbella organizzerà una serie di iniziative dedicate a celebrare la figura di Pierpaolo Pasolini, che è un intellettuale noto non solamente qui in Italia ma anche in Spagna, perché negli anni ha avuto dei grandi rapporti di collaborazione con intellettuali locali e pertanto la figura è nota anche lì. Abbiamo pensato di organizzare un'esposizione fotografica che ripropone tutte le immagini, le foto di scena scattate da Roberto Villa negli ultimi anni dell'attività cinematografica di Pasolini. In aggiunta verrà proposto un ciclo di proiezioni dedicate a cinque importanti film di Pasolini. Il tutto si svolge sotto l'egida del comune di Marbella, dell'Università di Salamanca, dell'ambasciata e del consolato. Un'iniziativa importante, anche perché dovete immaginare che Marbella, turisticamente parlando, è la terza città della Spagna. E pertanto la location è di prestigio. Il fatto che il comune di Marbella abbia deciso anche quest'anno di accogliere, di ospitare una nostra iniziativa ci rende particolarmente onorati. Libro Radici a tavola che realizzerete in lingua friulana. Sì, ecco, questa è un'iniziativa... in lingua italiana, scusate. In lingua italiana, sì, questa è un'iniziativa... Ma anche in friulano? Certo, a seguire. Okay. È un'iniziativa che è, fra virgolette, diciamo, sponsorizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio Corregionali all'Estero. Hanno pensato di creare un prodotto editoriale che potesse in sostanza riassumere, proporre tutta una serie di ricette che fanno parte della tradizione non solo culinaria ma identitaria e anche culturale di tutti i corregionali all'estero. Quindi non si parlerà solo di ricette friulane, ma verrà dato spazio anche alle ricette giuliane, istriane e slovene. Devo ringraziare in particolare il vostro gruppo editoriale, il Friuli, perché è partner attivo di questa iniziativa, in quanto sotto l'egida dell'ERSA sta creando il prodotto editoriale, lo sta confezionando per noi. Contiamo di proporre il libro prima della fine di questa legislatura, anche perché è stato sponsorizzato dalla Giunta regionale uscente. A seguire abbiamo fatto richiesta alla Regione di poter tradurre il libro in 5 lingue, fra queste il friulano, ci sarà l'inglese, lo spagnolo, francese e sloveno naturalmente. Questo perché nel 2017 l'assessorato alle risorse agricole e ai beni culturali
ha definito il 2018 anno del cibo italiano nel mondo. Sì. Pertanto abbiamo pensato di anticipare un po' tutti, proponendo alla Regione la traduzione di questo libro al fine di presentarla nella propria lingua madre presso tutte le comunità all'estero. Stiamo già lavorando su quello. Ringrazio il tuo collega Rossano Cattivello che sta lavorando per noi per far sì che l'iniziativa abbia luce già a giugno con la traduzione in inglese del libro, perché vorremmo presentarlo a New York. Bene, ricordiamo anche un altro appuntamento importante, la convention dei friulani nel mondo, che anche noi di Telefriuli seguiremo. Certo, quest'anno cade il 65° anniversario di fondazione dell'Ente Friuli nel mondo. Il 20 gennaio del 1953 nasceva prima in Italia la nostra organizzazione. Quest'anno, alla luce del centenario della Grande Guerra, abbiamo deciso di organizzare l'iniziativa il 28 e 29 luglio a Fogliano Re di Puglia. Speriamo di poter beneficiare della cornice monumentale del Sacrario di Re di Puglia, perché la nostra intenzione quest'anno è di dedicare la convention al tema della Grande Guerra, quindi meglio di Fogliano Re di Puglia e del Sacrario probabilmente non possiamo trovare. Il tema della convention sarà dedicato a un titolo: Emigranti e Grande Guerra nel segno della pace, le emigrazioni friulane prima, durante e dopo il triennio 1915-1918. Ci stiamo lavorando e abbiamo ancora qualche mese di tempo. Comunque intendiamo celebrare dignitosamente i nostri 65 anni, anche proponendo della buona musica. Infatti il momento culminante sarà l'organizzazione del concerto Rosso Sangue, con la performance del coro polifonico di Ruda, che dedicherà quindi questo grande concerto alla musica nei luoghi della Grande Guerra. Questo sarà il momento clou della convention. A seguire l'indomani il tradizionale pranzo conviviale, contiamo di riunire 800-1000 persone. Sarà una grande festa, sarà il momento più importante della nostra attività 2018. E volevo aggiungere che una parte del convegno sarà dedicato anche all'esodo dei giuliani, sì. Perciò che poi sono in tutto il mondo adesso. Io ne conoscevo un sacco in Canada, però ho visto che sono anche in Argentina, sono un po' dappertutto, e penso che sia un momento importante per dare spazio anche a questo momento difficile, certo, degli italiani. Io vi ringrazio, abbiamo visto una foto che faceva riferimento alla vostra missione in Argentina, se non sbaglio, scattata nella sede della Società Friulana di Buenos Aires, sì, con tutto il direttivo. Sì. Così li salutiamo. Per chi ci sta seguendo dall'estero in streaming, immagino che ci sia sempre grande interesse da parte di tutti i friulani, vero? Sì, che sono coinvolti. Il presidente addirittura di Buenos Aires segue sempre tutto quello che è friulano, che lui ha imparato dopo, cioè non ha imparato da giovane, cioè si è messo a studiare, e sua moglie, che poi non è neanche, no, è siciliana, ha imparato anche lei friulano. Brava. C'è una cosa veramente emozionante vedere come danno tanto spazio sono dei fan di Telefriuli, perché una di quelle famiglie che vi segue in streaming. Gli mandiamo un saluto. Allora li salutiamo con affetto, un caloroso davvero. saluto. Come si chiamano? Baschera, Edoardo Baschera e la moglie Noemi. La foto è stata scattata nella loro sede, perché noi, come da rituale, chiudiamo le nostre brevi missioni in Argentina facendo un doveroso passaggio nella sede della Società Friulana, che l'anno scorso ha fatto 90 anni, il secondo focolare più vecchio del mondo, ma nonostante l'età è giovane e attivo, come avete visto dalla foto. Ci sono anche molti ragazzi, molti giovani. Sì. Io vi ringrazio, mi ha fatto piacere conoscervi, ci ritroveremo sicuramente in occasione di una delle vostre iniziative, in particolare la convention che sicuramente seguiremo per l'occasione. Grazie a Anna Pia De Luca, vicepresidente vicario dell'Ente Friuli nel Mondo, e Cristian Canciani, segretario dell'Ente Friuli nel Mondo. Grazie, complimenti e tanti auguri per le prossime iniziative. Pubblicità, poi ritorneremo in diretta alle ore 7 con ancora rassegna stampa e servizi. Grazie.